Da 3 giorni soccorritori al lavoro tra le macerie, preziosa l'opera dei carabinieri contro gli sciacalli, sul posto la visita del prefetto di Agrigento. Un convegno della CISL Funzione Pubblica ad Agrigento. Classifica sulla qualità della vita. Agrigento è prima tra le province siciliane, ma per il resto sta molto in basso. Domani Coppa Italia per l'Acragas e il Pro Favara. Buongiorno da TVA Notizie, anche oggi apertura dedicata alla tragedia di Ravanusa, dove da 3 giorni i soccorritori sono al lavoro tra le macerie. Sul posto il prefetto di Agrigento ha testimoniato la vicinanza delle istituzioni. Il servizio. A Ravanusa continua incessante l'opera dei soccorritori che da sabato sera lavorano senza alcuna sosta. Tutti i vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine, con l'unico obiettivo di ricercare tra le macerie i dispersi, che sarebbero i 2 Carmina, Calogero e Giuseppe, padre e figlio. Il dolore si legge negli occhi della gente che ha vissuto il dramma. Ricordiamo che sono 7 i corpi estratti, di cui 4 individuati grazie al cane Luna, il Labrador dei Vigili del Fuoco di Palermo. Tra i corpi quello della giovane Selene, l'infermiera al 9° mese di gravidanza. E intanto proseguono i controlli dei carabinieri per scoraggiare eventuali sciacalli dalla zona. Un servizio che dà serenità alla gente, alla quale l'Arma dei Carabinieri è vicina, come ha ribadito il comandante provinciale di Agrigento Vittorio Stingo. E sul luogo della sciagura si è recato il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Sono qui, ha detto il prefetto, per dare fiducia a questa gente. Il prefetto ha avuto parole di elogio per i soccorritori e prima di lasciare Ravanusa ha voluto incontrare le famiglie sfollate, ospiti della vicina scuola. Convegno della CISL Funzione Pubblica ad Agrigento sul tema partecipazione e innovazione, il sindacato nuovo. Arturo Cantella. Un momento di sintesi, di bilancio della sua azione sindacale qui nelle 3 province, ma anche di prospettive per il futuro, segretario. Sì, abbiamo voluto intitolare questo congresso come cambiano i servizi pubblici, cambia anche la CISL FP. In questo periodo difficile ci siamo abituati a dover lavorare da remoto, a dover raggiungere i nostri associati per mezzo anche dei canali digitali. Abbiamo l'idea che comunque la pubblica amministrazione può proporsi per un cambiamento solo ed esclusivamente attraverso degli investimenti. Riteniamo che la situazione locale nelle varie province debba essere sostenuta anche a livello nazionale attraverso delle riforme che consentano finalmente, attraverso appunto questi investimenti, di far entrare le figure professionali che sono assolutamente carenti in tutti i profili e in tutti i ruoli. Servono per far sì che la pubblica amministrazione sia il volano per spendere le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come organizzazione ci stiamo strutturando cercando di far includere, non svilendo le specificità, i vari professionisti che lavorano sia nella sanità attraverso appunto dei coordinamenti che stiamo facendo per i profili sanitari, gli infermieri e gli OS, ma anche nelle funzioni locali per la polizia locale, servizi educativi scolastici. Quindi riteniamo che sia un momento importante in cui in questo cambiamento un sindacato responsabile deve essere propositivo e proporre appunto quelle azioni atte a dare le soluzioni che consentono appunto un rinnovo della pubblica amministrazione. Un importante momento oggi di confronto, di prospettiva, di analisi, ma anche di futuro. Sì, i congressi partono ovviamente da quello che si è fatto, a quello che si fa e a quello che bisogna fare. E noi come federazione ci stiamo impegnando in Sicilia, in particolare per una serie di debolezze che via via si stanno superando a partire dal precariato della pubblica amministrazione, che è una piaga che però stiamo per andare a risolvere, anche se ancora non tutto è stato definito.
Altri sono i temi che riguardano sia tutta la nazione, riguardo al rinnovo dei contratti, siamo vicini a quello delle funzioni centrali, mentre in Sicilia stiamo scontando ancora la difficoltà a definire l'esigibilità di un contratto che riguarda la dirigenza della Regione, fermo dal 1° di gennaio del 2006, unico comparto pubblico d'Italia a non avere ancora il contratto. Non molleremo, ovviamente vi sono dei problemi di tipo tecnico, auspichiamo che non siano di tipo politico perché i contratti sono un diritto sancito dalla Corte Costituzionale per tutti, anche e in particolare per i dirigenti della Regione che devono avviarsi e seguire il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ovviamente, come dire, sono motivati lo stesso, però è una di quelle questioni che non possiamo più consentire. Per i prepensionamenti dei lavoratori pubblici ci sono novità? Quello è in discussione, più che prepensionamenti, è in discussione ovviamente nella legge di bilancio, quindi sul tavolo che il Presidente Draghi ha convocato per il 20 prossimo venturo, dopo che CGIL e UIL andranno verso lo sciopero generale. Noi, è chiaro, non abbiamo condiviso questa impostazione perché quando si negozia e si ottengono risultati non riteniamo di dover chiedere un sacrificio ai lavoratori, ma anzi tendiamo a capitalizzare il massimo. Saremo presenti in piazza anche noi, ma senza scioperare, di sabato, giustamente non andando a intaccare le tasche dei lavoratori perché ci sono alcune cose che riteniamo debbono essere cambiate, come a partire dal sistema delle pensioni. I congressi sono momenti importanti di dialogo e di confronto per capire cosa si è svolto in questi 4 anni e creare un nuovo gruppo dirigente per affrontare le sfide future. Guardate che questo è un momento particolare che stiamo affrontando in questi territori all'interno delle aree del centro Sicilia, perché questo congresso è un congresso che coinvolge non solo Agrigento, coinvolge Agrigento, Caltanissette e Enna, quindi tutte le aree del centro Sicilia, e le difficoltà che stiamo affrontando in questo periodo sono tante, per cui oggi con questo congresso si vengono a definire le linee guida e i futuri dirigenti di domani che dovranno governare questa federazione di categoria. A questo seguiranno anche altri congressi delle federazioni di categoria sino ad arrivare al congresso confederale della CISL che si svolgerà il 17 febbraio del 2022 a Enna. La vostra funzione all'ASP qual è? La nostra funzione all'ASP è quella la tutela di tutti i dipendenti e la garanzia di una miglioria lavorativa rispetto alla gestione che attualmente fino ad oggi, a seguito delle nostre numerose denunce, si è mostrata molto carente sia nell'organico che nell'organizzazione. Speriamo che con l'anno a venire e con la collaborazione della direzione che attualmente in carica si possano, diciamo, strutturare quelle condizioni per poter veramente trasformare una realtà che oggi veramente lascia molti strascichi dietro. Purtroppo adesso con le nuove elezioni RSU stiamo strutturando una squadra che ha l'unico obiettivo è quello del cambiamento.
Accoglienza e gastronomia all'Istituto Niccolò Gallo di Agrigento. Vediamo di che si tratta. Siamo qui all'Istituto Enogastronomico Gallo, oggi una giornata particolarmente importante sull'accoglienza, ma anche giornata di Santa Lucia, dove abbiamo visto anche la preparazione di numerose pietanze con appunto la cuccia. Sì, in un momento storico dove i ragazzi sono rimasti chiusi per tanto tempo nelle loro case a fare didattica a distanza, didattica in remoto, stamattina volutamente i ragazzi ci hanno chiesto che volevano stare assieme e noi con le regole anti-Covid li abbiamo li abbiamo accontentati, in quanto i ragazzi hanno tanto desiderio di vivere assieme agli altri ragazzi. Quindi stamattina, perché abbiamo scelto la giornata di Santa Lucia? Era come fare un paragone in un momento di carestia. Abbiamo avuto a Siracusa l'abbondanza, speriamo di avere questa abbondanza di rapporti umani, perché i ragazzi con i rapporti umani crescono in umanità, in fraternità, in socialità. I ragazzi sono stati perfetti nella preparazione e perfetti anche nella degustazione, in quanto i ragazzi, attraverso le regole che la scuola si è imposta per evitare i contagi, stanno lavorando e stanno assaggiando tutto quello che è stato prodotto da loro, proprio per vivere questo momento in simpatia e in comunicazione sociale. Sono venuti anche i ragazzi del Nautico di Porto Empedocle proprio per dire: la scuola accoglie tutti, speriamo che il Covid i numeri calino e alla fine questi ragazzi possono fare altre manifestazioni dove stanno insieme. Oggi giornata di Santa Lucia, avete preparato tantissime pietanze relativamente proprio alla cuccia, se brevemente ce ne illustra qualcuno, chef. Allora, noi abbiamo preparato diverse tipologie di cuccia. Praticamente abbiamo una cuccia salata, quindi soltanto grano, oppure cucina tradizionale tra i ceci e grano, questa è una cucina salata. Poi abbiamo fatto diverse versioni dolci, con la ricotta e scaglie di cioccolato e scorza d'arancia candita. Poi abbiamo ancora con il bianco mangiare, questo è col bianco mangiare, con il cioccolato, e poi ancora diverse tipologie di arancini sia con le classiche al ragù e quelle al burro, e ancora arancini dolci, quindi con la crema di ricotta all'interno, scaglie di cioccolato e anche con cioccolato soltanto. Ecco, la cuccia quanto è importante anche da un punto di vista nutrizionale? Peccato che si mangia soltanto una volta l'anno, come tradizione, però in realtà, essendoci l'abbinamento proprio in questo caso di ceci, quindi di cereali e legumi, sicuramente può essere un grande piatto, perché si costruiscono le proteine cosiddette nobili, potrebbe sostituire la carne, naturalmente consumando quella salata, quella dolce non tanto, perché da evitare più che altro per un problema nutrizionale. Professor Iacono Manno Antonello, allora oggi è una giornata importante anche per i ragazzi, per la preparazione della cuccia nella giornata di Santa Lucia, si vuole dare anche questo messaggio di apertura post pandemia? Esatto. Abbiamo cercato di mantenere e portare avanti le tradizioni ed è stata un'opportunità per rientrare a lavorare in laboratorio e quindi permettere ai ragazzi di potersi adoperare e far diventare questo giorno importante anche un giorno di festa da trascorrere assieme. L'unica scuola in Sicilia ad avere una web radio è l'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro. Adriana Ricausi. Una web radio all'interno di una scuola. Questa è la giornata di inaugurazione della radio dell'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro. Siamo particolarmente felici oggi
di portare a compimento questa attività che ci vede impegnati già da un intero anno. L'emergenza sanitaria ha chiaramente impedito l'inaugurazione lo scorso anno scolastico. Oggi finalmente riusciamo a dedicare ai nostri alunni questa radio, questa web radio unica nelle scuole della Sicilia e pochissime in tutto il territorio nazionale. Questa attività è stata realizzata grazie a una delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale in rete con la Scuola Pitagora di Rente. I nostri alunni insieme ai loro docenti e insieme ad alunni e docenti di tantissime scuole d'Italia hanno avuto la possibilità di portare a compimento anche un corso di formazione sulla comunicazione radio e video. Oggi inauguriamo anche i locali dedicati alla web radio. Chiaramente per noi è un investimento sul futuro dei nostri giovani che avranno la possibilità di approfondire le tematiche dell'Agenda 2030 sulla cittadinanza attiva, sullo sviluppo sostenibile, attraverso una metodologia sicuramente innovativa che va al di là della lezione frontale e vede i nostri alunni protagonisti direttamente del loro percorso di approfondimento. Abbiamo portato a termine e il 16 si potranno ammirare le varie realizzazioni delle scuole e tutti ottimi prodotti alla fine di questo percorso anche divertente che ha fatto capire a molti giovani che non avevano mai avuto modo di avvicinarsi ad una realtà come la radio, di capire che ci sono altri metodi di comunicazione rispetto a quelli che loro sono soliti utilizzare. Sono abituati ormai a comunicare con i social, a comunicare con la nuova tecnologia digitale. Però dobbiamo tenere presente che ci sono alcuni mezzi che ancora tengono bando, come i media, come la televisione e come la radio. Da piccolino ho sempre sognato di avere una radio al liceo, no? Alla scuola dove stavo, perché vedevo i telefilm animati americani e c'era sempre la radio della scuola. Questa cosa era un sogno, il fatto che voi possiate viverla mi fa veramente un sacco di piacere. Voi alunni avete realizzato dei podcast che poi andranno in onda. In particolare, qual è stato l'argomento di cui vi siete occupati in questa prima fase? Ci siamo occupati del Goal 3, quindi salute e benessere dell'Agenda 2030 e più precisamente ci siamo occupati della musicoterapia. Ed è stato molto bello, soprattutto perché abbiamo avuto l'opportunità di entrare in contatto con nuovi strumenti e di socializzare. È una cosa molto bella anche da provare, soprattutto io personalmente non me l'aspettavo di rientrare in questo grande gruppo che mi ha dato delle grandi esperienze e soprattutto mi ha fatto imparare nuove cose e sono davvero onorato di far parte di questa piccola famiglia, possiamo dire. Uno strumento che continuerete ad usare? Lo faremo nel migliore dei modi. Potrebbe essere un'idea da spendere anche per, ad esempio, una futura professione, cioè questo mondo della comunicazione, della radio, dei media. Vi piace? Sì, senz'altro potrebbe essere una delle tante ipotesi, se non diciamo quella tra le più appetibili e piacevoli da intraprendere per un giovane ragazzo. Abbiamo avuto un approccio in prima persona e quindi abbiamo anche capito come funziona. Questo progetto ha visto formarsi alcuni professori dell'Istituto Odierna. Come passare dalle materie curriculari, nel suo caso storia dell'arte, al mondo della comunicazione? Naturalmente ho scoperto un mondo perché non lo conoscevo, ovviamente quello che è la tecnologia, quello che è praticamente il microfono stesso, il parlare davanti a un pubblico che non esiste, non c'è visibilmente, per cui è stata sicuramente una bellissima e arricchente esperienza. Per me è stato veramente entusiasmante partecipare a questo corso di formazione perché mi ha vista affiancare i ragazzi giovani
All'inizio, sinceramente, mi sono sentita catapultata in un mondo che non conosco, però piano piano ci ho preso gusto e ci siamo divertiti, abbiamo giocato con i nostri alunni e abbiamo visto i nostri ragazzi e diventare speaker, conduttori radiofonici, conduttori di un GR. Che dire, veramente un'esperienza formativa ad alto livello. Lei si è occupato dell'allestimento vero e proprio della radio, nella sua struttura, nelle sue componenti. Che realtà è? È una radio che è stata allestita per l'appunto in ogni sua parte con tanto impegno, fantasia e con voglia di fare. È stata una sfida che ho preso a piene mani per riuscire ad allestire appunto da un punto di vista pratico quello che è poi è diventata la web radio. Web radio che offre la possibilità di trasmettere in streaming non solo l'audio ma anche il supporto video, per poi poter anche acquisire solamente parte di questi spezzoni e quindi realizzare dei podcast che possono essere fruibili dall'esterno anche in un secondo momento. Da oggi possiamo dire che l'Istituto Odierna è pronto per andare in onda e questo è l'avvio di un progetto che parte da lontano. Il progetto ha avuto lo scopo delle competenze di base della lingua italiana, nonché addirittura possiamo dire che per ampliare la dimensione critica dello studente rapportato nel contesto territoriale e scolastico. Ha usato delle belle parole per benedire questo luogo. Il pericolo che si corre è quello di trasformarlo in un luogo in cui si dicono parole senza pensieri. Io spero che la radio ai nostri ragazzi invece dia questa possibilità di collegare pensieri e parole, di metterle insieme, perché non ci possono essere pensieri che rimangano nascosti, no? E nemmeno ci possono essere parole che non esprimano pensieri. Non solo, ma tante volte noi adulti abbiamo dato un cattivissimo esempio ai ragazzi utilizzando le parole per nascondere i pensieri. Invece le parole servono per esprimere i pensieri e proprio nell'espressione dei pensieri si cresce, si matura e culturalmente si cambia. E noi a Palma non abbiamo un problema di ordine pubblico, abbiamo un problema culturale e questa è una buona occasione perché il problema culturale possa cominciare ad essere affrontato. Oggi si inaugura l'unica radio in Sicilia all'interno di una scuola. Oggi siamo qui in una scuola che rappresenta il fiore all'occhiello per la scuola agrigentina, una scuola che partecipa a tutti i concorsi e normalmente le vince. Io credo che in una realtà come Palma, per quello che rappresenta nella nostra provincia, con tanti problemi socio-economici, e quindi è importante che la scuola, che mette a disposizione sicuramente del territorio anche questa web radio che gli permetterà di comunicare con il mondo, allora questa cosa può veramente aiutare questo territorio in un momento di crescita, cercando di alleviare quelli che sono i numeri della dispersione scolastica. Questa scuola è diventata un'eccellenza e lei ne ha fatto parte. Da quando ero alunno io a oggi questa scuola è migliorata in tanti servizi, in tanti settori. Gli alunni con questa radio digitale avranno modo di comunicare anche con l'esterno e quindi espandere la loro voce alla città e a tutta la comunità. Qualità della vita, una classifica ancora negativa, anche se Agrigento rimane prima tra le province della Sicilia. Non vi erano dubbi che il Nord, per quanto riguarda la qualità della vita, fosse ai primi posti. Infatti sono Milano e Trieste ad occupare la testa della classifica, mentre nella parte bassa il Sole 24 Ore colloca le province siciliane. E se può consolare, la città di Agrigento si colloca al primo posto tra le siciliane, appunto, arrivando comunque all'84° posto su 107. Non certo un dato da festeggiare. Agrigento è prima per qualità dell'aria e 107° per qualità di vita degli anziani. Seguono le province di Ragusa ed Enna, Trapani e terzultima, precedendo Foggia e Crotone. L'indagine del Sole 24 Ore tiene conto di diversi fattori, tra cui ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente, cultura, tempo libero e sicurezza.
E in quanto a sicurezza non si può dire purtroppo che Agrigento sia un'isola felice, come la classifica testimonia. Verrà inaugurata questo pomeriggio al Museo Archeologico di Agrigento la mostra fotografica sul mondo letterario di Sciascia al premio Racalmare, a cura di Angelo Pitrone. Seguirà la presentazione del libro di Gaspare Agnello, La terrazza della noce. Si è parlato di agroecologia al Museo Archeologico di Agrigento. Arturo Cantella. Oggi un importante convegno, anche un aggiornamento del vostro ordine, si parla di aziende agroecologiche, in particolare un ampio dibattito su una legge che dovrebbe essere discussa a breve. Sì, la Sicilia è la prima regione in Italia che ha già una legge sull'agroecologia, è la legge 21 del 2021. Questa sera ne stiamo discutendo, ne stiamo iniziando a discutere, lo faremo poi itinerante anche nelle altre province. Il presidente di Federazione Piero Lonigro insomma ovviamente ha accolto e sposato questa iniziativa. Inizieremo a parlare di questa legge importantissima perché in questa fase di transizione ecologica, economica, parlare di sostenibilità ambientale, di biologico e non solo, perché agroecologia non significa solo bio, ci consente di dare una nuova forza al territorio. La sostenibilità deve essere vista in tre grandi importanti chiavi, quella economica, quella ambientale e quello del tessuto sociale. Stasera stiamo cercando di declinare in maniera ampia, anche con i colleghi del CREA che si occupano e stanno approfondendo anche questo aspetto. Stiamo vedendo come poterla incardinare verso i prodotti di Agenda 2030, verso quello che è anche la nuova politica agricola comunitaria. Discutiamo di questi e tanti altri problemi che possano dare un taglio nuovo al nostro sistema economico, al nostro sistema ambientale e sociale. L'ordine, che oltre a tutela della professione, a quello che è il tavolo istituzionale che porto avanti e che ho l'onore e l'onore di rappresentare, non può non farsi carico di questo importante tema. L'abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo ancora ora. Un bilancio della sua attività, considerando che siamo a fine anno, Presidente? Assolutamente positivo, nonostante la pandemia abbiamo fatto di necessità virtù, quindi stiamo cercando di essere, come si usa molto ora, molto resilienti, e questo ci dà forza e grinta per andare avanti, stare vicino a quelle che sono le aziende agricole che tra l'altro vivono il disagio anche di un cambiamento climatico che si fa sempre sentire, molto siccitoso, e poi eventi piovosi drastici che non consentono le ordinarie pratiche agronomiche. Questo sta mettendo un settore in ginocchio ancora di più di quanto già naturalmente non lo sia. Poi altri eventi in questi giorni, e qui esprimo la mia più totale solidarietà a tutto il comune di Ravanusa, che oltre a tutte le grandi problematiche che abbiamo visto si ritrova anche quest'altra grande catastrofe, quindi cerchiamo di risollevarci veramente dal basso, con una spinta dal basso verso l'alto che ci consenta di riprendere un po' quella che è la nostra realtà quotidiana, di quella tranquillità che ci meritiamo e che anche il nostro tessuto sociale si merita. Quindi io come ordine e tutte le attività che come categoria professionale, anche di concerto con la federazione devo dire, stiamo portando avanti, non ci fanno assolutamente demordere, stando sempre in prima linea con quelle che sono le aziende agricole, le amministrazioni che aiutano a supporto a questo, e quella che è la difesa della professione e un nuovo sviluppo di una nuova visione verso questo grande cambiamento di transizione che ci stiamo ritrovando a vivere. Siamo con il dottor Lopilato, agronomo, oggi tra i relatori di questo importante convegno. Ricordiamo oggi che ha anche i suoi 20 anni dalla costituzione della Colimpetra. Sì, oggi si parla di agroecologia, ovvero di una visione nuova del futuro dell'agricoltura, una visione che mette al centro la sostenibilità di questo sistema di produzione, che rispetti le risorse, che generi salute nelle persone e soprattutto che tuteli l'ambiente. Allora ci si può chiedere, ma il giardino della Colimpetra, che è un sistema agricolo molto antico, cosa c'entra con una visione del futuro? E qui è il punto invece, perché proprio in questo sistema agricolo tradizionale noi traiamo spunto
per i principi che sono alla base di questa visione del futuro, perché noi abbiamo tutelato il paesaggio, abbiamo tutelato la biodiversità, abbiamo conservato le antiche varietà che stavano scomparendo e sostanzialmente abbiamo eliminato i prodotti sintetici per la lotta, per la difesa delle piante, facciamo agricoltura biologica, quindi diciamo che abbiamo messo in campo tutta una serie di pratiche, di buone pratiche per conservare la fertilità del terreno, per tutelare l'ambiente, non distruggere la biodiversità, non uccidere gli insetti utili insieme a quelli dannosi e soprattutto abbiamo creato un modo di produrre dei frutti oltre che saporiti, sani, che fanno bene alle persone e non uccidono con le malattie chi se ne alimenta. Ecco perché c'è Giardino della Colimbetra qui, perché il nostro alla fine è un laboratorio straordinario di pratiche molto antiche che ci proiettano verso il futuro, un futuro di sostenibilità dell'agricoltura e anche ambientale. Ecco, parliamo del suo intervento oggi e dell'incontro che avrà domani per discutere proprio sul tema. Domani alla Camera dei Deputati si terrà un incontro del Ministro Patonelli con le Commissioni Agricoltura di Camera e Senato in cui verranno sintetizzate in qualche modo le linee guida della nuova PAC. Io mi auguro che questa nuova PAC possa essere definita da quelli che sono i principi base dell'agroecologia, il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità del sistema agroalimentare, il rispetto dei produttori e dei consumatori, ma soprattutto il fatto che l'agricoltura possa diventare sostenibile e tenga conto della sovranità alimentare. Un paese come l'Italia non può perdere, non può disperdere un patrimonio come il nostro comparto agroalimentare. E siamo alla pausa per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. Sarà un Natale ricco di iniziative, quello in programma a Siculiana. I dettagli con Arturo Cantella. In un periodo così difficile abbiamo voluto comunque onorare le feste natalizie, soprattutto per dare la possibilità ai nostri concittadini di vivere dei momenti di serenità. Quindi ci saranno i mercatini di Natale aperti ogni sera e poi diversi appuntamenti, la presentazione di libri, a momenti musicali, alla banda di Babbo Natale, alla Nanna Reda che fa parte della nostra tradizione. Quindi sarà un Natale che in qualche modo vuole rappresentare un punto di ripartenza, ecco. È un'occasione intanto per far festa, ma soprattutto per promuovere i nostri prodotti e quelli della nostra tradizione. Noi abbiamo una grande tradizione dei prodotti di Natale, soprattutto legata al mondo dell'enogastronomia, e quindi è un'occasione per poterli gustare e per poterli far conoscere anche al di fuori del nostro paese. Venite a trovarci, saremo qua fino all'8 di gennaio tutte le sere, dalle 4 alle 10. Noi abbiamo nella nostra azienda, troverete tutti i prodotti agricoli a chilometro zero, di cui fanno parte i prodotti caseari, intanto, dallo yogurt, robbiola, stracchino, formaggio tipo brie, caciotte. Poi abbiamo anche la coltivazione dei grani antichi, sempre all'interno della riserva naturale Torre Salsa, per cui le farine, la pasta, la passata e altre conserve. Sono prodotti artigianali, abbiamo panettoni, biscotti, le cassettine in legno con cioccolatini. Ora abbiamo delle palle di Natale artigianali, alcune fatte con del presepe, oppure ci sono questi paesaggi molto, molto caratteristici, si illuminano e molto altro, anche orecchini, cerchetti per bambini, insomma cerchiamo un po' di accontentare un po' tutti, dai piccoli ai grandi. Ricordato a Cammarata, dove era nato, Monsignor Giuseppe Di Marco, fondatore della Comunità Cristiani nel Mondo. L'iniziativa promossa dal Centro Evangelium Vite, guidato da Enzo Di Natali. Ancora Arturo Cantella.
A 9 anni dalla sua scomparsa è stato ricordato a Cammarata, la sua città natale, Monsignor Giuseppe Di Marco, un sacerdote a servizio della Chiesa, fondatore e guida della comunità cristiani nel mondo. L'iniziativa è stata promossa dal Centro di Bioetica Evangelium Vitae, guidata dal professor Enzo Di Natali, e si è svolta nella chiesa di San Domenico nell'ambito degli incontri con i testimoni del Vangelo. A ricordare la figura di Monsignor Di Marco anche la parlamentare regionale onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. È una persona per bene, un sacerdote autentico, un uomo di cultura, ma di una cultura semplice. Ognuno di noi pensava di essere unico nel rapporto con lui e quasi un rapporto esclusivo. Ma sicuramente questo piccolo uomo ha avuto la genialità di capire, dopo il Concilio Vaticano II, che i laici sono dentro la Chiesa un elemento fondante, che i laici assieme ai preti, alle suore, fanno un cammino insieme. La comunità cristiana nel mondo ha come carisma la comunione, ma nello stesso tempo è l'unità che li caratterizza i suoi membri, ma unità nella diversità. Ognuno di noi non è solo diverso fisicamente, ma lo è anche per il carisma che incarna e vive nel quotidiano. E ascoltiamo al microfono del direttore Cantella l'ex sindaco di Caltabellotta, il democristiano Leo Pellegrino. Un momento importante della politica italiana, siciliana, anche nazionale, per via anche della prossima elezione del Presidente della Repubblica. Ecco, qual è lo stato di salute della Democrazia Cristiana in un momento che tanti vogliono confluire al centro e che si continua a dibattere sulla paternità del simbolo della Democrazia Cristiana. Lo chiediamo proprio a lei, Pellegrino, che è della Democrazia Cristiana. È una storia lunga, che data dal gennaio 94, quando un Consiglio nazionale presieduto da Martinazzoli, segretario, e da Iervolino, presidente del Consiglio nazionale, decretò la fine della Democrazia Cristiana e la sua trasformazione in Partito Popolare Italiano, in aperta violazione dello Statuto e anche del Codice Civile, perché per sciogliere un partito bisogna compiere degli adempimenti che non sono stati messi in opera, come poi è stato dimostrato da varie sentenze che hanno dimostrato, l'ultima la Cassazione del 2010, che la DC non è stata sciolta. Giuda sta accanto a Gesù nell'ultima cena e i veri traditori della Democrazia Cristiana sono gli ex democratici cristiani che si sono serviti per le loro carriere della Democrazia Cristiana quando la DC era in auge ed era un treno che viaggiava a velocità supersonica. Poi non si capisce per quale motivo, forse trascinati nella marea di Tangentopoli, si sono sparpagliati di qua e di là abbandonando la DC, ma la cosa più grave è che questi stessi DC hanno contestato la ripresa della Democrazia Cristiana ad opera di operai di paese, perché sono state presentate liste in Abruzzo e anche in Sicilia con riferimento alla Democrazia Cristiana. Io ricordo che in Sicilia io mi candidai all'elezione provinciale e allora ebbe il ricorso dell'allora vice segretario nazionale del CDU, credo, l'allora senatore, credo, Nuccio Cusumano. Il TAR diede ragione e noi presentammo la lista. In base a quella lista, a quella presentazione, a quel ricorso al TAR, abbiamo potuto dimostrare nei tribunali a Roma che c'è stata la continuità della Democrazia Cristiana. Non è vero che la DC non ha presentato liste successivamente al 1994. Sono state presentate, come ho detto, liste in determinate regioni, è stato eletto qualche consigliere, però sulla DC è calato il silenzio. È calato il silenzio anche sull'Italia, perché da allora, da quando non c'è più la DC, l'Italia è quella che è oggi. Oggi siamo in mano a chi? Per cui a questo punto, da solo, se non c'è un accordo all'interno del centrodestra, perché ci sono tanti galli nel pollaio con poche galline, se non si mettono d'accordo, se non c'è un'unità di intenti, se non c'è un programma unico, condiviso e accettato,
Leo Pellegrino presenterà il simbolo Libertas della Democrazia Cristiana, poi mi dimostreranno che non lo possiamo utilizzare, perché in uso all'UDC, con il quale stiamo tentando, o meglio sto tentando, assieme a diversi amici in tutta Italia, di riuscire a trovare un accordo ponendo fine a liti, querele, tribunale e compagnia bella, per arrivare a una soluzione di unità e impostare un progetto che sia diverso e nuovo, in particolar modo basandoci sull'articolo 41, da attuare per il benessere della Sicilia. C'è stato un convegno a Palermo degli ex allievi di Don Bosco. Vediamo. Don Corrado, oggi è una giornata anche per ricordare l'impegno costante da più di 100 anni dei salesiani in un quartiere come l'Albergheria. Penso che questo sia il segno più chiaro della presenza del Vangelo in un territorio, assumerlo. E d'altra parte questo è lo stile di Giovanni Bosco, che non può che continuare anche in quanti lo seguono nella stessa via. Per cui auguro che questo incontro, questa opportunità sia una rinnovata opportunità per conoscere sempre di più questo territorio e perché i nostri salesiani possano incidere ancora nella costruzione della città umana. Sì, c'è ancora tanto da fare. Siamo in un luogo che ha permesso di facilitare il dialogo in questi anni, proprio a partire dalle questioni fondamentali di chi viveva tutti i giorni in albergheria. Non è un caso che i 102 anni di impegno dei salesiani in questo quartiere abbiano in qualche modo trasmesso un metodo su come stare all'interno di questo quartiere, su come affrontare le criticità, spesso e volentieri senza giudizio, però poi confrontandosi su qual era la cosa più importante e più utile da fare, proprio per dare voce a chi probabilmente poi voce all'interno dei palazzi, della politica, eccetera, non è mai arrivata. E allora lì si sono iniziati tanti ragionamenti e tanti confronti, si è formata una rete territoriale molto importante che ha lavorato insieme in questi anni e che si interroga insieme sul presente e sul futuro di questo quartiere. Impegno ultracentenario da oltre un secolo. Vogliamo testimoniare come ex allievi che siamo molto affezionati a Santa Chiara tradizionalmente, appunto l'opera educativa e di carità che qui si è fatta, si continua a fare, oggi è anche casa e luogo in cui si contrastano le nuove povertà. Per noi è una istituzione, per noi è la nostra casa, noi da bambini venivamo qua anche da Ranchibile, per cui siamo consci del grandissimo lavoro dei nostri salesiani che da sempre sono impegnati nel sociale per gli ultimi. Magari hanno fermato. Era facile quanto collaudato il modo operandi l'hashish. Veniva presa da alcuni corrieri campani che lo importavano dalla Spagna, più precisamente da Malaga. Della cocaina invece si facevano carico i calabresi che la consegnavano direttamente a Palermo dopo un lungo viaggio in autostrada. Un business sempre lucroso per le casse di Cosa Nostra, questa volta per quelle del mandamento di Pagliarelli. Allora c'è di canto. A Caivano, che sei una droga a Caivano. Qui si mi ha faticato con me, ti faceva buscare 1.000 euro a settimana. Bellissimo. Vuoi con me? Ma che è un suono? Allora suono, è verità, ti faceva buscare 1.000 euro a settimana. I carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone. Si tratta di Giuseppe Calvaruso, Giovanni Caruso, Angelo Costa, Francesco 200, Gianluca Carrotta, Giuseppe Bifano, Ciro Casino, Domenico Pangallo, accusati a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio, estorsione, trasferimento fraudolento di beni e valori, tutte aggravate dal metodo mafioso. Si tratta dell'operazione denominata Brevis 2, il secondo capitolo dell'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia che già ad aprile scorso aveva portato al fermo dei primi 5 indagati. Tra i destinatari del provvedimento di pochi mesi fa c'era Giuseppe Calvaruso, considerato un nuovo reggente del mandamento ed erede di Settimo Mineo. L'indagato, che da un po' viveva in Brasile, era stato bloccato non appena atterrato a Palermo per le vacanze di Pasqua.
Pasqua. Nello sviluppo delle ultime indagini, i militari del nucleo investigativo si sono concentrati su due aspetti. Da una parte l'ingente traffico di droga, il controllo esercitato dalla mafia sulle piazze di spaccio della città, dall'altra una vicenda indicativa, così si legge nella nota, del ferreo controllo attuato da Cosa Nostra nella risoluzione delle controversie tra privati. Nello specifico, gli investigatori hanno ricostruito un episodio grazie al quale il presunto reggente del mandamento sarebbe riuscito a entrare in possesso di una lussuosa villa con piscina in via Altofonte, oggi sottoposta a sequestro preventivo dal GIP. Ok, fai cose normali, oggi ti va via là, a casa noi, poi piano mai. E siamo giunti allo sport. Dopo il derby tra l'Acragas e il Pro Favara, le due squadre sono impegnate domani in Coppa Italia. Carmelo Lentini. Dopo il pari interno con il Pro Favara, l'Acragas ritorna in campo all'Esseneto per affrontare la gara di ritorno di Coppa Italia con l'Oratorio Marineo. Come si ricorderà, il risultato dell'andata sul rettangolo di gioco palermitano finì con un salomonico pareggio 1-1. Vantaggio iniziale per i padroni di casa su punizione di Sainong e pari di testa con Gambino. Oratorio Marineo che concluse poi la gara in inferiorità numerica per l'espulsione di Colley, che non sarà comunque della partita mercoledì prossimo. All'Acragas basterebbe anche pareggiare senza reti per avere l'accesso alla fase successiva di Coppa, ma occorrerà stare molto attenti perché può succedere di tutto e non bisogna cullarsi più di tanto. Per il tecnico Giuseppe Anastasi c'è solo l'imbarazzo della scelta e può contare su una rosa abbastanza ampia che può variare durante i 90 minuti di gioco. Intanto è partita la prevendita dei biglietti che potranno essere acquistati a partire dalle ore 15 fino alle ore 19:30 presso la segreteria dello Stadio Esseneto. La società comunque fa presente che non saranno validi gli abbonamenti, inoltre sarà possibile acquistare il biglietto in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche il mercoledì fino all'inizio della partita, semplicemente collegandosi online sul sito Viva Ticket. La gara dell'Esseneto sarà diretta da Alberto Natale Amore di Ragusa e verrà assistito da Salvatore Girolamo Cucci e Francesco Camarda di Trapani. Sarà anche un mercoledì di Coppa per il Pro Favara, che dovrà recarsi a Mazara per cercare di sovvertire il risultato dell'andata, che lo ha visto soccombere tra le mura amiche per 0-1. La compagine di Todisco, per accedere al turno successivo di Coppa, è obbligata a vincere con 2 reti di scarto. Per questo match è stata scelta una terna tutta palermitana. Francesco Polizzotto, che sarà il direttore di gara, il quale verrà assistito da Giuseppe Lugaro e Domenico Cono, tutti di Palermo. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci.